Un'esperienza unica per i ragazzi e le ragazze del campo scuola alpino che sono stati impegnati, dopo l'esperienza itinerante durata una settimana sulle nostre montagne, percorrendo quasi 160 chilometri con gli scarponi ai piedi e mettendo alla prova la loro resistenza, in arrampicate alla palestra di roccia di Valle Santa Felicita e lezioni delle guide cinofile. Le due compagnie si sono alternate sperimentando le varie attività in quest'ultima giornata di campo e di sicuro tanto l'entusiasmo. I 52 allievi che hanno affrontato queste 2 settimane ci hanno ripagato con il loro impegno, con le loro debolezze, con i loro piccoli malanni, però con tanta volontà, tanta determinazione e bisogna anche dirlo con anche serietà. Sono stati bravi ragazzi, una bella avventura, veramente bella. Vice direttore acquisto, qui proprio in questa giornata si stanno cimentando nell'arrampicata, ma si stanno cimentando anche in tutta un'altra serie di attività legate alla montagna e c'è uno spiegamento anche di forza importante. Esattamente, questa giornata, vista l'importanza e la tipicità della disciplina, abbiamo ottenuto la collaborazione di un certo numero di collaboratori del CAI e delle forze armate, in fattispecie 4 alpinisti del plotone Alpieri del 7° Reggimento Alpini, per cui abbiamo quasi un rapporto di un istruttore con un allievo per agire proprio nel massimo della sicurezza. I risultati si vedono, non c'è stato uno che abbia detto ho paura, non voglio, non mi sento. Tutti incoraggiati dai compagni, dagli istruttori, della sicurezza, hanno voluto fare le prove, per cui stanno portando a termine con successo queste vie e nel giro di poche ore da zero sono diventati degli alpinisti. Una cosa è stata sottolineata in diverse occasioni: loro hanno imparato a essere un gruppo, hanno imparato a vivere come un gruppo, a provare anche le esperienze come un gruppo, individualismi zero. Ma del resto lo dice il motto del campo scuola: mettere il noi davanti all'io, prima del proprio egoismo, fare squadra e imparare a fare squadra, che poi alla fine non è una cosa proprio così scontata e semplice. Ognuno deve saper rinunciare a qualcosa di sé, del proprio carattere e smussare gli angoli e mettersi a disposizione anche degli altri.